In una Napoli vibrante di passione calcistica, il nostro club azzurro non smette mai di stupire. Oggi, sulle pagine degli Il Mattino, emergono nuove indiscrezioni riguardanti il mercato, con il nostro sguardo rivolto verso un difensore dell'Arsenal. Sarà lui il prossimo a indossare fieramente la maglia azzurra? Scopriamolo insieme. Prima di addentrarci nelle voci di mercato, diamo ascolto alle parole del nostro allenatore, Walter Mazzarri, che ha recentemente commentato l'esito dei sorteggi di Champions League per gli ottavi di finale. L'allenatore del Napoli ha commentato l'esito dei sorteggi di Champions League per gli ottavi di finale. Walter Mazzarri dice la sua sul Barcellona. L'allenatore del Napoli non parlerà in conferenza stampa in vista del match di Coppa Italia di domani contro il Frosinone, ma attraverso il portale ufficiale della società partenopea ha voluto esprimere alcune considerazioni sull'esito dei sorteggi di Champions League, che hanno decretato gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della massima competizione europea. Agli azzurri toccherà affrontare nuovamente i Blaugrana. Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e, quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante, è il pensiero dell'allenatore nativo di San Vincenzo. Ricordiamo che già in passato Walter Mazzarri ha affrontato il Barcellona alla guida del Napoli. Era il 2011. Quando i partenopei persero per 5-0 contro la squadra di Leo Messi in occasione del trofeo Gamper. Il Napoli punta sul centrocampista per gennaio. L'Arsenal fissa il prezzo. Il club azzurro, secondo quanto riferisce il Mattino, avrebbe messo gli occhi sul difensore polacco dell'Arsenal. Il Napoli in vista di gennaio ha intenzione di intervenire sul mercato. La squadra di Walter Mazzarri necessita di un difensore centrale di assoluto livello. La retroguardia azzurra sta soffrendo molto in questa parte iniziale di stagione. La partenza di Kim non è stata colmata a dovere. Nathan, Østigard e Juan Jesus non sembrano assolvere pienamente il compito. De Laurentiis, Micheli e Melusso stanno monitorando il mercato alla ricerca di un centrale di sicuro affidamento. A tal proposito, secondo l'edizione odierna del Mattino, il Napoli avrebbe deciso di puntare su un difensore per il mercato di gennaio, avendo a disposizione 30 a 40 milioni di euro. Non è una questione di soldi, ma come sempre il club azzurro non ha intenzione di spenderli senza essere sicuro. Tra i nomi in lista ci sarebbe Jakub Kiwior, difensore dell'Arsenal, uno dei tanti esuberi della Premier League. Il club inglese chiede almeno 25 milioni di euro per il polacco. Secondo te questo giocatore sarebbe un buon affare per il Napoli? Lascia la tua opinione nei commenti e grazie per averci seguito e continuate a sintonizzarvi per le ultime notizie dal mondo del calcio partenopeo.